vi dico recentemente, proprio per effetto del ruolo che ricopre a 4 mesi, ho avuto l'opportunità di conoscere Bressanello, quindi mi ha invitato, ma soprattutto ha approfondito quelli che sono gli interventi di Domus Dell'Urbe. Io provengo dall'assessorato del lavoro, ero direttore generale dell'assessorato del lavoro, quindi affrontavo il tema del lavoro, purtroppo lavoro che non c'è, ma soprattutto il dramma di chi l'ha perso, quindi oltre 40.000 persone fra cassa integrazione e mobilità. Chiaramente dietro ogni persona c'è una famiglia, quindi c'è moglie, ci sono figli che vivono questo dramma. Come ho avuto modo di dirvi prima nel corso dell'incontro, ho trovato un'attività complementare a quella dell'assessorato del lavoro presso le politiche sociali. Ecco. Effettivamente è una situazione che va affrontata con molta delicatezza, c'è molto disagio, c'è molta tensione, ecco, quindi bisogna dare risposte, c'è la necessità di dare risposte a questa gente che proprio manifesta il suo bisogno di aiuto. L'assessorato dispone di circa 400, va oltre i 400 milioni di euro. Di questi 400 milioni ho avuto l'autorizzazione a spenderne solo per 170 e la copertina la troviamo qui. Nel momento in cui devi dare priorità ai pagamenti ti rendi conto che già è corta la coperta, ma diventa ancora più corta nel momento in cui devi soddisfare i requisiti.